Mattinata molto proficua quella di stamattina presso l'Istituto Garibaldi di Realmonte, per questo io ringrazio il dirigente scolastico, la professoressa Catanzaro, che ci ha ospitato accogliendoci con il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con tutti i ragazzi e le famiglie. Ringrazio altresì le istituzioni civili e religiose e militari. C'era con noi il capitano provinciale Putartì, la dottoressa commissaria di Porto Empedocle Sciarrabba, nonché il Don Fabio, quindi il parroco del comune di Realmonte, e tante altre personalità. Ma prima di tutti c'erano i ragazzi e noi adulti pronti ad ascoltare loro. Abbiamo detto in questi giorni sempre più spesso che i ragazzi devono poter costruire il loro futuro, renderlo, come diceva Papa Giovanni Paolo II, un capolavoro, ma per questo noi dobbiamo dare le condizioni, dobbiamo creare le basi, dobbiamo gettare le basi, e un'attività come quella di questa mattina può sicuramente rappresentare un'azione concreta verso la consapevolezza dei ragazzi, verso la loro capacità di discernimento. Ho ascoltato degli interventi molto interessanti di qualche alunno dell'Istituto Comprensivo Garibaldi. Ecco, già c'è un grado di consapevolezza, ma si può fare ancora di più in quella capacità di discernere cosa non è reale da cosa è reale, cosa è buono fare, utile fare, cosa invece non va fatto, e quindi insomma un passo in avanti è stato fatto per quella crescita, quell'accrescimento socioculturale di cui sempre parliamo. Io ci tengo a sottolineare che il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, oltre a parlare stamattina della carta dei diritti, ha parlato ai ragazzi delle esperienze che lui ha vissuto presso il mondo accademico e le università, ha raccontato le esperienze di altri ragazzi come loro che, utilizzando impropriamente questo strumento, poi si sono trovati o non più trovati, perché ci sono stati anche esiti infausti, a non poter vivere i loro sogni e la loro vita. Come anche sottolineato che c'è la possibilità, ecco, di utilizzare questi strumenti come compagnia. Ecco, c'è stato un riferimento molto dolce sull'anziano, insomma, che usa Alexa per ricordare il tempo, l'indomani, ecco, che giorno farà domani. Ecco, quindi questo ventaglio di scelte e di possibilità, dove al centro ci deve essere la consapevolezza. A Realmonte c'è attraverso questo istituto, questo garante, e ci sarà una pagina sulla home page del comune, quindi tutti i ragazzi, tutte le famiglie potranno rivolgersi direttamente al garante o ai docenti, insomma, per parlare, discutere di problemi, di curiosità, ma anche del mondo dove già siamo immersi, che è appunto quello multimediale. Abbiamo parlato oggi di quella che è la figura del garante, di quello che deve fare, di come deve proteggere bambini e ragazzi, e quindi c'è uno sportello nuovo, aperto, a disposizione della città per riuscire a intercettare eventuali pericoli, ma per dare sostegno non soltanto ai bambini e ai ragazzi, ma anche alle famiglie. Poi abbiamo parlato dell'argomento degli argomenti, quello di cui si parla oggi costantemente, che è appunto l'intelligenza artificiale, ma anche il metaverso, di quelle che possono essere le grandi potenzialità e anche pericoli. È stato bellissimo poter ascoltare le domande dei ragazzi, quelle che sono le loro paure, ma anche quelle che sono le loro difficoltà a interpretare a volte come l'iperrealtà li può trascinare in qualcosa di molto pericoloso. Ed è questo proprio il supporto che noi dobbiamo dare, essere al loro fianco. È il nostro lavoro di educatori, ci vuole una presenza forte delle istituzioni, e mettere insieme le forze dell'ordine, l'amministrazione, il garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Chiesa, la scuola, è davvero un grande risultato che dimostra che Realmonte è una bellissima comunità.
Oggi 150 alunni della scuola secondaria Garibaldi di Realmonte hanno assistito a questo importante momento di confronto, hanno potuto fare domande e hanno ascoltato l'importante contributo del professor Francesco Pira, garante per il comune di Realmonte dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. I ragazzi, accompagnati dai loro docenti, hanno potuto fare domande e sull'intelligenza artificiale questo era l'argomento del confronto. E la scuola, come sempre, si manifesta come un importante luogo di collaborazione tra generazioni e dove si confrontano e si mescolano memoria del passato e visione del futuro. La fascia d'età dei nostri ragazzi dagli 11 ai 14 anni che hanno partecipato all'incontro è quella per la quale noi abbiamo la maggiore attenzione sui rischi e sulle opportunità del web, dei social, dell'intelligenza artificiale che è già tra noi e sulle problematiche di bullismo e cyberbullismo.